Tutti gli altri comuni l'hanno già fatto, mancava solo Auronzo all'appello referendario. Ora c'è la data della consultazione, si vota domenica 31 agosto dalle 7 alle 23. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto presidenziale che indice il referendum consultivo per il distacco di Auronzo di Cadore dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige, così come prevede l'articolo 132, secondo comma della Costituzione. È il risultato di un impegno portato avanti dagli autonomisti. Sarà il momento in cui finalmente potremo decidere di votare per il referendum che abbiamo chiesto in tanti altri comuni e chiedere di passare al Trentino Alto Adige per sancire in realtà la volontà di rimanere tutti saldamente insieme in una provincia autonoma. Dolomitica. Dolomitica, chiaramente. I prossimi saranno mesi di campagna elettorale, di informazione e dibattito con la popolazione. Bisogna lavorare come abbiamo lavorato negli altri comuni, ci sono ovviamente persone che si occuperanno di questo, chi ha raccolto le firme e vedremo di arrivare al voto nel miglior modo possibile. Nella stessa giornata si voterà per lo stesso motivo anche a Voltago a Gordino. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. Serve il doppio quorum per la validità del referendum. Devono votare il 50+1% degli aventi diritto, stessa percentuale per il sì. Quanto al pronostico? Io credo positivi, perché c'è anche un effetto traino del voto per l'SVP che è già andato molto bene e c'è comunque una consapevolezza nel comune che è il momento di una scelta radicale di campo. Malesseri del territorio bellunese, soprattutto delle zone a confine, ci sono sempre. Sì, questa è una questione atavica e oramai anche diventata improrogabile e deve trovare una soluzione assolutamente.